Buongiorno Notizia. Alle 8.48 ancora cronaca, buongiorno notizia, quella di cui parla a tempo stretto, sparatori a Giostra, a Messina. Le vittime sono il padre e il fratello di Arrigo, anche lui gambizzato lo scorso anno. Iniziano a delinearsi pian piano i contorni della doppia gambizzazione che ieri mattina si è consumata dinanzi al mercato comunale di Sant'Orsola sul viale Giostra a Messina. Le vittime, padre e figlio, venditori ambulanti di frutta e verdura, sono parenti strettissimi di Angelo Arrigo, il 29enne che lo scorso anno è stato raggiunto da due fucilate alle gambe anche lui mentre vendeva frutta e verdura lungo il viale Giostra. I feriti di ieri sono Gaetano Arrigo e Paolo Arrigo, rispettivamente padre e fratello dello stesso ragazzo. I poliziotti della squadra mobile di Messina si stanno concentrando proprio su questi particolari. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dalla scientifica e dalle testimonianze dei diversi presenti, tutto è accaduto in una manciata di secondi poco dopo le 8.30. Padre e figlio stavano allestendo la bancarella dinanzi al mercato comunale di Sant'Orsola quando da un motorino che viaggiava in direzione monte, nell'altra corsia, sono partiti gli spari. Uno calibro 12 ha centrato in pieno le gambe di Arrigo Senior, che è stato subito ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico al Papardo. Un altro, sempre calibro 12, ha sfiorato le gambe di Paolo, mentre gli altri colpi si sono conficcati nelle macchine che si trovavano ferme nelle vicinanze. Secondo quanto testimoniato, sul motorino vi sarebbero state due persone con i volti coperti dai caschi che dopo aver esploso i colpi sarebbero velocemente fuggite via. E adesso, in vista delle prossime festività in onore della patrona di Catania, Sant'Agata, si registrano dei problemi come quello sollevato da Salvatore Tomarchio, presidente della Commissione Comunale Tributi, che ha inviato una nota alla nostra redazione attraverso il contatto mail redazione@studio90italia.it. Eliminare ponteggi e controllare stato di balconi in prossimità dei festeggiamenti agatini, impalcature, balconi danneggiati e piazze da riqualificare. Questi i tre nodi da gestire in vista dei festeggiamenti. Problematiche e proposte discusse al tavolo della conferenza organizzata dalla Commissione Comunale al Patrimonio. Situazioni legate alle condizioni di decine di siti cittadini, tra cui gli Archi della Marina, Piazza Cutelli, Via Etnea e Piazza Stesicoro, luoghi dove la presenza di putrelle di acciaio e assi di legno creano ponteggi instabili che qualche incosciente potrebbe utilizzare come postazioni privilegiate per ammirare il fercolo. Una collocazione instabile che potrebbe crollare e ferire qualcuno. Parliamo di ipotesi che vanno scongiurate in tutti i modi, spiega Salvatore Tomarchio. Oltre all'aspetto culturale e religioso c'è una questione di immagine che non deve passare in secondo piano. Catania avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e noi dobbiamo operare affinché le festività si svolgano in totale sicurezza. Il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, aggiunge poi il vicepresidente della Commissione al Patrimonio, Ersilia Saverino. Ecco perché diventa fondamentale dare il via libera a modifiche e cambiamenti all'attuale stato di piazze, incroci e vie interessate dalla processione. In piazza Cutelli, ai Quattro Canti e in piazza Stesicoro ci sono impalcature che vanno assolutamente protette per evitare rischi inutili. Stesso discorso per piazza Risorgimento e piazza Palestro, dove i servizi igienici restano chiusi da anni e la porta Ferdinandea viene usata come un enorme bagno a cielo aperto. L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati già dal prossimo 3 febbraio. Le festività infatti sono incombenti.